Sesta corsa, prova per discreti soggetti di 3 anni sul doppio chilometro, vincitori da 3 a 9.000 euro in carriera. Sono in 7 ad aver accettato l'ingaggio. 1 Giasone Waiselle, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 2 Gaddo, Manuel Pistone, 3 Galileo Lux, Gennaro Pacileo, 4 Gabriel Cugrif, Luca Lovera, 5 Gioconda Cup, Gennaro Mitrano, 6 Giuliana Indal, René Legati, 7 Gorgek Daghi, Giorgio Cassani. Autostart che sulla curva di destra raccoglie i partecipanti per questo doppio chilometro. Partono piano il 4 e il 6, parte forte Gaddo e prende subito la testa, al largo Gabriel Cugrif. Si va ad imboccare la prima curva con Gaddo al comando. Gabriel Cugrif che si sistema a seconda, poi Gorgek Daghi, partito molto bene dalla seconda fila, quindi Galileo Lux, poi Giasone Waiselle, mentre al largo c'è Giuliana Indal. 200 metri in 15,7 per Gaddo, che ha fatto la retta tutta, poi Manuel Pistone è riuscito subito a riprendere in mano per la curva. Arriva al largo Giuliana Indal, che va dritta su Gaddo, 400 metri in 31,1. Ci ha provato René Legati, chiaramente Manuel Pistone corre al comando. Così Giuliana Indal si deve adeguare di fuori, alla corda rimane Gioconda Cup, 600 in 47. Gioconda Cup seconda in corda con accanto Giasone Waiselle, Gorgek Daghi, Gabriel Cugrif, la retroguardia Galileo Lux. Si vanno a completare i primi 800 metri di corsa che Gaddo passa in 1,2,4. Di fuori sempre Giuliana Indal, in pariglia Giasone Waiselle, allo steccato rimane Gioconda Cup, a diretto contatto con il leader, terzo in corda Gorgek Daghi. Chilometro passato dal figlio di Oasis B in 1,18,9, di tutto comodo. Manuel Pistone cerca di accorciare il più possibile la distanza con l'allievo di Massimo Trevellin, sotto alle tribune un altro paletto tranquillo in 15,5. Gaddo continua in vantaggio, di fuori Giuliana Indal, inizia a scoprirsi in terza ruota Giasone Waiselle, favorito e prova a entrare ora in azione, quando siamo ormai a 600 metri dal palo. Curva di destra passata in 15,9 da Gaddo, che ora inizia ad accelerare, nella sua scia sempre Gioconda Cup. Giasone Waiselle aggira Giuliana Indal, cerca di portarsi sulla testa. Gaddo intanto ha passato la retta opposta alle tribune in 14 spaccato, nella sua scia sempre Gioconda Cup, poi Gorgek Daghi. Gaddo che tenta la fuga, Gioconda Cup sempre nella sua scia e poi Gorgek Daghi quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo e Gaddo è in vantaggio su Gioconda Cup che prova ad andare in open stretch. Gaddo è in vantaggio, Gioconda Cup che si infila di dentro, Gaddo è ancora davanti, ci prova Gioconda, insiste Gioconda, si difende Gaddo, passa Gioconda Cup che vince su Gaddo. Al terzo posto Gorgek Daghi, 29,3 la chiusa, 1,16,8 il ragguaglio cronometrico per la vittoria di Gioconda Cup. Gennaro Amitrano per Lamberto Barbieri, colore di Giovanni Ascione, la figlia di Nadal Sheba, servita a dovere a seconda in corda, batte di dentro Gaddo che arriva lungo ed è secondo. Vittoria numero 5 dello schieramento, Gioconda Cup, Gennaro Amitrano, Lamberto Barbieri, Giovanni Ascione.